Nell'area che fa da angolo tra via Vespucci e via Lince si trova un'area privata che sarà riqualificata con la costruzione di un parco attrezzato. L'intervento che sarà realizzato sarà di pubblica utilità, realizzato dalla ditta proponente senza alcuna spesa per il comune. A carico della ditta proponente sarà anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per i prossimi 5 anni. Ora, in base alla legge Veneto 2050, si propone quindi di riqualificare l'area demolendo e ricostruendo, realizzando il parco pubblico attrezzato pensile sopra l'autorimessa esistente, in cui saranno posizionate panchine, tavoli, cestini per i rifiuti, un'area bimbi con giostrine, un'area break coperta, una struttura leggera e un'area sport, con circuito calisthenics per l'utilizzo simultaneo fino a 11 utilizzatori contemporanei, completa di cartellonistica generale e per ogni attrezzo con QR code. L'area sarà dotata di camminamenti, di verde, di pavimentazione antitrauma nella zona bimbi e nell'area calisthenics e di illuminazione. Saranno qualificati anche i marciapiedi a spese della ditta committente. L'autorimessa già esistente, interrata, ancora allo stato grezzo, resterà di proprietà della ditta attuatrice. L'edificio che si trova in quest'area è realizzato solo parzialmente, edificato una trentina di anni fa e ora degradato, sarà eliminato, ricostruito e attorno ad esso sorgerà l'area verde in un contesto strategico dato che si trova vicino al mare. La ditta attuatrice si fa quindi carico della realizzazione del nuovo edificio, la costruzione della struttura attrezzata, la riqualificazione del marciapiede tra via Vespucci e via Lince, la servitù ad uso pubblico dell'area verde attrezzata che il comune potrà utilizzare direttamente o dare in gestione a terzi soggetti o ad associazioni sportive e la manutenzione della stessa area verde per i prossimi 5 anni.